C'entro anch'io, c'entro anch'io. Amici di Teletutto, bentrovati. Il personaggio religioso di oggi è Santa Maria Crocifissa di Rosa. Paola di Rosa nacque a Brescia nel 1813, a 17 anni manifestò al suo direttore spirituale il desiderio di consacrare a Dio la sua vita. A 18 anni fu educatrice e direttrice nella Filanda di Acquafredda. Un altro suo campo di azione fu a Capriano del Colle, dove svolse un fecondo apostolato fra le giovani. Promosse poi l'apertura di una scuola per ragazze sordomute. Scoppiata nel 1836 un'epidemia di colera, si prodigò nell'assistenza infermieristica nel lazzaretto. Nel 1840 fondò la Pia Unione, divenuta poi l'Istituto delle Ancelle della Carità, votato all'inizio all'assistenza ospedaliera. In seguito si aprì ad ogni opera di carità. Morì il 15 dicembre del 1855. Pronti ad interrogare i napoletani su questo modo di dire bresciano che sicuramente anche loro conoscono? La polenta la fa la tavola contenta. Vediamo. Siamo tornati al maschio angioino con questi due simpatici ragazzi. You are a boy, young. You are young. How old are you? 28. 28. A te non lo chiedo, tranquilla che a te non chiedo l'età. Ma c'è un proverbio nel nostro dialetto bresciano. Noi portiamo il dialetto bresciano ovunque. Se stanno con fabula sulla polenta, preferisco la polenta taragna, no? Vai, Brian, vai senza paura. Ok. La polenta la fa la tavola contenta. Oi, giusto. Bene, è vero questo? We like polenta. Quindi ti piace la polenta, davvero? Conosci la polenta? Polenta to eat? Sì! Yes! Questo va niente, si mangia la polenta, ma venite a trovarci a Brescia che facciamo lo spiedo con la polenta. Yes. So much. Ride, ma mangia la polenta, un polentone. We mangia polenta in our country also. Sempre polenta. Yes, La polenta poi però. Yes. Ah, ecco, la polenta col formaggio, la polenta taragna praticamente. Da noi è polenta taragna. Ma tu gliela prepari la polenta col with cheese, col formaggio? Yes. For breakfast. Ma Cheese and yogurt for breakfast. Per colazione questo si mangia la polenta, e le uova e il formaggio. Yes. Cheese. Sì, abbiamo capito, il formaggio vi piace, l'abbiamo capito. Mamma mia, che roba, congratulazioni. Ciao ragazzi, dopo però devi mettere un po' a correre, un po' in forma, che altrimenti la polenta, il cheese, le eggs. Yes. Siamo pronti in compagnia di Dario. Ciao Dario. Sei contento di fare sta cosa? No? Sì, a voglia. Ma tu non sei napoletano, Dario? No, sono di Roma. Ah, di Roma, che fai a Napoli? Niente, così una giornata. Così venuta in visita. Ah, in visita! Cioè vivi a scrocco alla famiglia, dici che sei qua a studiare in realtà. Sì. Senti un po' Dario, tu stai facendo un po' di vacanza, qualcosa? Vacanza, sei qua in giro a Sì, che sono in vacanza. Va bene, che Dio te la mandi buona. E dalle nostre parti sei mai salito su al nord, Brescia, Milano? Milano. Hai imparato qualche parolina in dialetto? No, sei stato su troppo poco. Esatto. Però prova a leggere questo, dai Dario. La polenta la fa la tavola contenta. Sì, hai capito qualcosa? La polenta fa la tavola contenta. Dario, bravo, questo è. Tu hai mai assaggiato la polenta? Sì. Ti piace? No. Non ti piace la polenta? Perché la polenta milanese non è buona come la polenta bresciana. Non da Brescia allora. Devi venire da noi a mangiare lo spiedo con la polenta, ma stai scherzando, che bontà. La polenta fa la tavola contenta, ovvero dove si mangia bene. Ci sta tutti. Qual è il piatto che preferisci? Pizza. Vabbè, classico, dai, salutaci Roma, Grazie allora dal maschio angioino è tutto, in compagnia di Dario e tutti voi alla prossima, ciao!